Bentornate Aquile e un saluto dal nostro nuovo studio, la prima grande novità di questo 2019 per Aquile Libere. Come già anticipato la puntata scorsa, quest'anno 2019 ci saranno moltissime novità a partire dal nostro nuovo studio, ma anche e soprattutto la seconda grande novità, ovvero la motivazione per cui noi vogliamo sempre di più coinvolgere voi telespettatori a interagire con Aquile Libere. Abbiamo iniziato proprio la settimana scorsa a proporvi una domanda. Noi proporremo una domanda in ogni puntata di Aquile Libere, daremo i risultati delle vostre risposte nella settimana successiva. E questa, essendo la seconda puntata di questo 2019, naturalmente daremo i risultati della domanda posta la settimana scorsa e successivamente proporremo un nuovo quesito a cui vi invitiamo numerosi a rispondere. La settimana scorsa vi avevamo chiesto se siete favorevoli all'operazione della Regione che intende annettere il Goriziano alla città metropolitana di Trieste. Stanno andando ora in onda in questo momento proprio in sovraimpressione i risultati delle vostre risposte. Come potete notare c'è una netta maggioranza di coloro che sono contrari a questa operazione paventata dalla giunta regionale, come poteva essere altrimenti, dato che si vuole estirpare letteralmente un pezzo di Friuli storico dal Friuli attuale per relegarlo appunto all'influenza di Trieste. Tra le persone che hanno risposto, un'amica di Cormons puntualizza: sono contrari all'annessione di Gorizia alla provincia di Trieste, invece di unire vogliono dividere. E adesso invece vi propongo quella che è la domanda di questa puntata. Si parla molto ultimamente anche di quello che è l'insegnamento del friulano nelle scuole primarie e non, e quindi a questo punto noi vogliamo porvi l'attenzione a questo tipo di domanda. L'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, sì o no? Potete rispondere a questa domanda utilizzando i canali che vedete ora coprire in sovraimpressione, WhatsApp, SMS o mail, indirizzo di posta elettronica. Vi invitiamo a risponderci, vogliamo sapere la vostra opinione naturalmente, e nell'attesa che voi rispondiate lancio ora quella che è sì una grande novità, ma che in realtà insomma è già da un po' che va in onda come rubrica all'interno di Aquile Libere, curata da Graziano Ganzit, che è la rubrica BIOS, ovvero l'affrontare tematiche di agricoltura in generale nel nostro Friuli, diciamo un'attività primaria secolare che va sicuramente attenzionata, che va osservata e per il quale il nostro Graziano risponderà e darà consigli in merito appunto alla vita agricola, al miglioramento anche delle culture agricole qui nel nostro Friuli, per un'attività naturalmente molto molto importante e ancora basilare. A te Graziano, grazie. Buona salute a tutti. Nel corso di questa trasmissione abbiamo chiesto al pubblico se erano interessati o c'erano domande da fare. In realtà, anche con un certo stupore, sono arrivate le prime domande. Vogliamo cominciare con la prima, che è probabilmente quella che interessa di più anche ai giovani, cioè tante chiacchiere, ma poi per costruire un'economia pur piccola ma che abbia capacità di mercato, come si fa? Chiaramente se uno ha un'azienda agricola sa muoversi e ha già il suo mercato, la trasformazione verso un modello biologico sostenibile diventa abbastanza facile, perché comunque il consumatore apprezza il prodotto e apprezza anche lo sforzo del produttore, dunque anche sostanzialmente aiuta un po' nel prezzo. Poi ci sono i gruppi di acquisto solidale, è un mondo che sta crescendo, ma soprattutto deve crescere l'idea che un ragazzo può crearsi benissimo il suo reddito partendo dal pezzettino di terra del nonno. Questo è uno dei concetti molto strani, perché nel mondo dell'agricoltura industrializzata
La discussione classica in osteria è che se non hai 100 ettari non stai in piedi. In realtà fai un buco per 100 ettari e ci sono le dimostrazioni e le capacità, diciamo, di poter creare economia anche nell'orto del nonno. È chiaro che ci vuole uno spazio minimo in base al tipo di cultura che si ha, in base alla produzione che si intende fare, ma se uno si indirizza ad esempio in periferia di una città con un ettaro e mezzo che lo destina a ortaggi e a produzioni immediate e con un target, diciamo, di periferia dove può avere un certo numero di consumatori, è pacifico che il passaparola, dopo i primi che assaggiano un prodotto di alta qualità fatto con agricoltura sostenibile, gli crea un mercato immediatamente. Di esempi ne ho tantissimi. Quello che è importante però è capire questo. Da una parte noi abbiamo un modello che tende di più a spingere verso l'industrializzazione, verso le grandi superfici, dunque bisogna rompere quel tabù lì, quell'idea lì. La seconda è che abbiamo un sistema scolastico che non insegna nulla di sostenibile. In pratica abbiamo una debolezza nel sistema, dall'accademico fino al tecnico, diciamo, delle superiori, che non dà alcuna praticamente informazione su questo mondo qua. Il terzo è che dobbiamo affrontare un mercato che, mentre tutto il mondo parla di globalizzazione, parla di carote che ti arrivano dal Vietnam o la salsa di pomodoro che ti arriva dalla Cina, noi dobbiamo essere in grado invece di immaginarci e creare un mercato locale. Dunque dobbiamo essere innovativi nel localismo. Per fare questo è necessario avere, diciamo, quelle doti anche personali per vincere la resistenza anche dei genitori o del nonno, ma essere determinati nel voler perseguire un modello agricolo che è in grado di stare in piedi e creare economia. Per fare questo bisogna avere anche molta conoscenza, ma prima ancora bisogna avere coscienza, cioè voler perseguire l'obiettivo, perché l'obiettivo non è solo economico, ma è un obiettivo anche determinato dal fatto di dare una ragione d'essere alla propria professione e alla propria missione nel mondo. E questo è un motivo anche, diciamo, di livello spirituale. Dunque ci vuole coscienza. Il secondo livello è la conoscenza, e qui ci vuole una conoscenza molto elevata, ma molto elevata, che deve basarsi su tecnologie molto semplici, da una parte, ma una conoscenza molto profonda del mondo della vita, del bios, di Zoe, dall'altra. E per far questo è necessario appoggiarsi a qualcuno che lo sa fare, o si impara, diciamo, anche con un po' di esperienza. Il terzo livello è quello del coraggio, perché qualsiasi attività imprenditoriale richiede quella spinta, quella capacità, quella voglia di fare che deve essere in grado di superare le difficoltà. Di conseguenza il consumatore apprezza anche il momento in cui non hai la produzione perché viene freddo oppure hai qualche errore che è successo. Niente, semplicemente aspetterà che tu torni a riprenderti, mentre nel mondo convenzionale uno che cade è finito. Questo è anche, diciamo, un aspetto in cui la sostenibilità lega e crea socialità nei gruppi. A questo punto, ad esempio, è facile anche trovarsi con gruppi di acquisto solidale. L'importante è che tu abbia un prodotto come giovane, soprattutto un prodotto, diciamo, non solo mosso dalla simpatia per il mondo del verde, della produzione agricola, ma soprattutto dimostrarsi anche, diciamo, in condizioni di essere dei veri professionisti. Per fare questo, se avete bisogno, potete, attraverso la sovraimpressione della nostra trasmissione, rivolgervi, continueremo a rispondere, ma ci sarà anche l'opportunità di sentirsi in maniera diretta. Ma quello che è importante è che in questo momento ci vuole proprio coscienza, conoscenza e coraggio. Ma questo penso che a voi giovani non dovrebbe mancare, perché il futuro è vostro, non mio. Io posso darvi la mia esperienza. Vi ringrazio e buona salute a tutti. Grazie Graziano e alla prossima puntata di BIOS, la tua interessantissima rubrica sull'agricoltura in Friuli. Rientrati in studio con Andrea Pasi qui accanto a me. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao, lui è referente di Aquile dal Friul per il Friuli occidentale. Prima di farti la domanda, Andrea, volevo coinvolgerti su un'ennesima novità di quest'anno. Qua non si finisce più con le novità. Abbiamo la nostra rubrica sulle bandiere del Friuli. Tu sai benissimo che è fenomeno sempre maggiore, soprattutto negli ultimi tempi,
che le persone, colte dal nostro, diciamo, patriottismo bicolore giallo-blu, espongono sempre di più le bandiere alle terrazze, sui pennoni e fuori dai balconi delle finestre. Questo ci ha spinti, a noi di Aquile Libere e di Aquile dal Friul, a coinvolgervi su questo argomento. Periodicamente, puntata dopo puntata, pubblicheremo qui in onda delle fotografie che noi vi chiediamo a voi di inviarci e che riguardano le bandiere vostre esposte nel vostro giardino, presso la vostra abitazione, piuttosto che fotografie di bandiere del Friuli che trovate in giro per il Friuli. Speditecele queste foto all'indirizzo che vedete ora in sovraimpressione, che comunque è bandiere del Friuli @libero.it, e importantissimo naturalmente il luogo in cui si trovano, il luogo in cui le avete scattate. Qui alle mie spalle, vedete, c'è un esempio di fotografia arrivataci proprio recentemente, che poi ci ha spinti anche ad avviare questo esperimento con voi, che inquadra appunto una bandiera esposta e il luogo dove questa bandiera si trova. Manifestiamo il nostro attaccamento alla nostra terra facendo vedere che c'è sempre più gente, c'è sempre moltissima gente che vuole proprio mostrare questa bandiera gloriosa, secolare, millenaria, oserei dire, e farla vedere e non nasconderla dentro un cassetto, ma tirarla fuori, farla sventolare al vento, perché è il posto in cui si merita di stare. Detto questo, Andrea, ciao. Ciao. Dici un po', di cosa vuoi parlarci oggi? Volevo parlarti della Venezia Giulia. Tu sai che cos'è la Venezia Giulia? Sì, so cos'è. Esatto. Cos'è secondo te la Venezia Giulia? Un'area geografica, Sì. Un nome attribuito a un'area geografica, Sì, diciamo che, recentemente credo abbastanza. Esatto, la nostra regione si chiama Friuli-Venezia Giulia, come tu ben sai, come tutti sappiamo. Madonna. E Friuli sappiamo da cosa deriva, perché ne ho anche parlato in una puntata di qualche tempo fa, appunto dell'origine del nome Friuli. Però Venezia Giulia forse non tutti sanno che di fatto è un artifizio linguistico che non ha origini millenarie come può essere appunto Friuli, che deriva appunto dal patriarcato di Aquileia, ma Venezia Giulia non è altro che un'invenzione terminologica da parte di un glottologo di nome, te lo dico subito, grazie a Dio, Isaia Ascoli, che era nato nel 1800, era di Gorizia lui, e Venezia Giulia non è altro che una identificazione territoriale che aveva dato il nazionalismo italiano del 1800 per, come si può dire, giustificare le mire espansionistiche verso appunto i territori del nord-est che erano quella volta sotto il dominio asburgico. E quindi per far sì che diventasse parte del Regno d'Italia. Venezia Giulia appunto è una terminologia che va a, come si può dire, contestualizzare due elementi, Venezia e Giulia. Il riferimento di Venezia ovviamente è alla Repubblica Veneziana, che era appunto dominava secoli prima, e Giulia è un richiamo invece all'impero romano, quindi di fatto vengono messi insieme due concetti che attualmente non esistono più. E diciamo che questa è stata una terminologia utilizzata anche tra le due guerre, subito dopo il 1918, insomma, per giustificare appunto anche da parte del regime fascista il tentativo di annessione appunto delle terre del nord-est. Quindi diciamo che la Venezia Giulia di fatto è una terminologia artificiale, artificiosa. È un artifizio, diciamo, sì, creato appunto per questo motivo. Ovviamente non ha nulla a che fare con il plurimillenario patriarcato di Aquileia, che ha delle origini ben precise e giustifica appunto il nome Friuli. Quindi mi pareva importante fare appunto questa differenziazione e capire come mai la nostra regione si chiama Friuli Venezia Giulia. Certo, quindi è questo, diciamo così, è questo richiamo a questa nuova terminologia introdotta poco più di 150 anni fa, forse un centinaio. Diciamo che un centinaio di anni fa, appunto tra le due guerre,
Questo sta a indicare appunto che all'interno dello stesso contesto regionale ci sono comunque due entità diverse, Direi di completamente sì. diverse, Direi di sì. di radice, di storia, di ampiezza di esistenza proprio. Questo è molto importante e ci fa ben capire insomma che siamo una biregione, buona Sì, sostanza. direi di sì, direi di sì. Noi di Aquile dal Friuli, proprio su questo fatto, uno dei nostri pilastri fondamentali di nascita è quello della distinzione Certo. storico-culturale tra il Friuli e diciamo quella che poi è Trieste, tant'è che addirittura, qui mi richiamo e mi riaggancio, uno dei punti fondamentali del programma politico di Aquile dal Friuli è proprio quella di ridenominare, a partire dalla ridenominazione ma poi anche nella sostanza, la regione da Friuli Venezia Giulia a Friuli e Trieste, Certo. addirittura proprio per contestualizzare Certo. la differenza, diciamo, un po' come accade in Trentino Alto Adige, sono due, diciamo, Certo. zone accorpate in un'unica regione, ma che insomma di simile hanno poco, non dico nulla, ma ben poco. Io ti ringrazio Andrea, ti invito e ti prego a ricongiungerti a noi per le prossime puntate con le tue interessantissime Volentieri. argomentazioni. Ti ringrazio. Saluti a tutti, Alla grazie. prossima, arrivederci, ciao.